Questa trasmissione è offerta da Oro Caffè. L'Europa sfida le piccole e medie imprese. A Economai FVG questa sera parliamo di una sfida che è quella del Recovery Plan e cerchiamo di farlo concentrandoci sulle imprese di piccole e medie dimensioni, le più numerose della nostra regione, le più significative, il vero tessuto produttivo del nostro territorio. Che cosa vogliamo tentare di fare? Vogliamo tentare di capire che cosa devono fare le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia per cogliere, nel migliore dei modi, mi verrebbe di dire per cogliere appieno, le grandi opportunità che arrivano dall'Europa. Ecco perché parliamo di sfida. Lo facciamo con tre ospiti che sono il vicepresidente di Confindustria Udine, il dottor Dino Ferragotto. Grazie Presidente per essere qui con noi. Lo facciamo con un private banker e consulente finanziario, un amico di Telefriuli che è Mario Fumei. Buonasera Fumei, grazie per essere qui. Grazie a voi. E con un consulente d'azienda, il CEO di CF Partners, che è Daniele Cescutti. Buonasera. Grazie per essere qui. Buonasera. Quali sono le domande che ci poniamo? Le domande che ci poniamo sono: cosa devono fare, quali sono gli errori che non devono compiere le piccole e medie imprese per cogliere i tre filoni fondamentali del Recovery Plan che le riguardano, che sono la transizione energetica, la transizione digitale, lo sviluppo sostenibile. Per fare questo, Fumei, però è indispensabile tentare di delineare lo scenario all'interno del quale i nostri imprenditori si accingono a muoversi. Sì, sono d'accordo, grazie, perché l'intervento del recovery va inquadrato indubbiamente in un ciclo economico-finanziario di un certo tipo. Cercherò di spiegarlo velocemente andando su alcuni punti. Prima dovrei dire anche che sono partner di CF Partners e molte volte diciamo, mi affianco all'ingegnere Cescutti per diciamo, provare a vedere se c'è la possibilità di aiutare gli imprenditori anche a proteggere il loro patrimonio, perché questo è il mio mestiere. E quindi dobbiamo ragionare su quello che è l'attuale ciclo economico che ci è stato attualmente modificato dall'Ocse, perché l'Ocse, dopo l'intervento degli americani che hanno predisposto un piano da 1.900 miliardi di dollari di sostegno all'economia, ipotizzano una crescita mondiale del 5,6%, ipotizzano per gli Stati Uniti dal 3,3 precedente di dicembre, questa è la previsione, al 6,5, addirittura quasi raddoppiato, e per l'Italia siamo per il 2021 a un 4,1% di crescita e al 4,3% per il 2022. Questo è dovuto sicuramente alla previsione di, diciamo, possiamo dire, fine della pandemia o comunque riaumento dei consumi e aumento di nuovo del ciclo economico, conseguentemente del PIL. Noi in Italia dobbiamo però dare un occhio anche al debito pubblico che per effetto della pandemia è passato al 160% del PIL. La cosa strana è che il debito è aumentato di 160 miliardi di euro e il nostro PIL è caduto di 160 miliardi di euro, causando un gap importante. Naturalmente questo termine assoluto del 160% non è significativo ma non basilare. Quello che sarebbe basilare è riportare il PIL italiano in una zona costante di crescita molto superiore agli ultimi anni per poter supportare il debito pubblico.
Per quanto riguarda gli ultimi elementi che incidono poi anche sull'attuazione del Recovery Plan del Next Generation EU, è l'inflazione, perché questa cosa che non si vedeva da molto tempo è riapparsa negli Stati Uniti sui tassi a lungo termine, perché oggi abbiamo dei tassi swap, noi operatori chiamiamo swap, nel senso sono tassi impliciti a 6 mesi sui titoli decennali americani che sono vicini al 2,5%, e questo naturalmente perché l'inflazione prevista in America è su quel livello. Naturalmente i tassi reali, cioè depurati dall'inflazione, non possono essere tanto negativi perché disincentivano gli investitori dall'investire sulle obbligazioni. Però Fumei, diciamo una cosa, l'inflazione non è lo spauracchio, il demone di cui dobbiamo aver paura, ricordando quando l'inflazione era a 2 cifre. L'inflazione segnala, se al di sotto per esempio del 3%, intanto un fenomeno di crescita ed è a sua volta un fattore di crescita. Giusto. Però le banche centrali in questo momento si trovano in una situazione abbastanza precaria. Perché? Perché diciamo che le fiammate inflazionistiche potrebbero essere più alte del previsto. Potrebbero, dico, non è detto. E questo dovrebbe far intervenire le banche centrali per aumentare i tassi di interesse o terminare il quantitative easing che è in corso, ma questo naturalmente deprimerebbe tutta l'economia, quindi non lo possono fare. Dall'altra parte non possiamo neanche pensare che ci sia un'inflazione tanto superiore ai tassi di interesse di mercato, quindi siamo in questa situazione. Ora, non è un rischio che io vedo molto vicino, però è una possibilità che si può verificare nel tempo, e io direi che sul Recovery Plan e sull'attuazione del Next Generation EU bisogna fare presto. Cescutti, Recovery Plan, riesce a sintetizzarci le linee e i contenuti? Certamente. Intanto vorrei premettere che il Next Generation EU è diciamo un po' una continuazione, o se vogliamo è l'espressione di un'accelerazione di un percorso che la Comunità Europea, in particolare la Commissione Europea, ha intrapreso già dal 2015, no? Quindi con l'accordo di Parigi e degli obiettivi 2030, declinando una serie di iniziative che poi si sono rinominate nel New Green Deal, e successivamente con il Covid nel pacchetto del Next Generation EU, che stanzia 750 miliardi ai paesi europei per recuperare l'economia, però lungo degli assi specifici che sono proprio l'ambiente, e la digitalizzazione, proprio in sintesi. A livello nazionale la risposta a questo stimolo è stata declinata attraverso il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, che qui vediamo riassunto, in cui i capitali che destinati all'Italia, 209 miliardi, a seconda poi sostanzialmente dell'andamento un po' del PIL del paese, quindi da 192 a 209 miliardi, che sono declinati secondo sostanzialmente 6 missioni. Come possiamo leggere in qualche modo dallo schema, gran parte di questi capitali sono proprio destinati alla riconversione digitale e alla transizione energetica. In particolare ci sono dei capitoli, quindi delle asset d'azione destinate alle PMI, che sono quasi 26 miliardi, proprio per accelerare la transizione 4.0 e l'infrastruttura che dovrebbe supportare proprio questo rilancio del mondo industriale delle PMI. Quindi in sintesi l'attenzione che dobbiamo porre è proprio che questo tipo di stimolo non è funzionale a ripristinare uno status quo, ma è proprio rilanciare l'economia verso una direzione che è nuova, in cui le aziende si devono misurare. L'altro aspetto che vorrei aggiungere anche è che in realtà dal punto di vista
del finanziario, in qualche modo, anche in quest'ottica, la Comunità Europea si è mossa definendo una tassonomia ESG, quindi quei criteri per cui vengono Spieghiamo definite. ESG cosa vuol dire per i nostri telespettatori. Significa proprio, sono dei criteri di valutazione che misurano le aziende in base alla capacità di essere sostenibili dal punto di vista ambientale, di essere accoglienti dal punto di vista anche, voglio dire, sociale, quindi operare nell'ambito della sostenibilità sociale e della governance, quindi largamente la governance non solo ristretta in qualche modo alla gestione aziendale, ma allargata un po' a tutti gli stakeholders, quindi i portatori di interesse nella filiera aziendale. Quindi cosa vuol dire quando in qualche modo vengono definiti questi criteri? E si parla del 25-20 nel mese di giugno di quest'anno, che diventeranno in qualche modo obbligatori entro il 31 dicembre 2021, che a cascata verranno premiate le aziende che rispettano questi criteri, okay? Che vengono considerate maggiormente sostenibili. Non verranno ovviamente colpite subito, in qualche modo interessate le piccole aziende, ma a cascata a livello di sistema le filiere cominceranno ad adottare dei criteri di premianti, partendo anche dal sistema bancario, che in qualche modo già lo sta facendo, ma parliamo anche di piccoli fondi di private equity o di strumenti a cui le aziende possono attingere. Se non vengono rispettati questi criteri, le aziende vengono in qualche modo messe fuori da questo tipo di mercato, da questo tipo di opportunità. Cescutti ha dato già un'indicazione preziosa ai nostri imprenditori su che direzione imboccare. Ferragotto, i due pilastri ambiente e digitalizzazione. La domanda che avevo preparato per lei era quanto vale la digitalizzazione in Italia e in Friuli Venezia Giulia, ma ci è venuta in soccorso una ricerca di Deloitte pubblicata proprio nelle ultime ore. Deloitte dice che il 12% di extra PIL nei prossimi 6 anni può essere generato dalla digitalizzazione del Paese, anche perché l'Italia è purtroppo al 25° posto in Europa in questo ambito, nell'indice di digitalizzazione. Da che cosa è penalizzata l'Italia? Dall'assenza di una chiara roadmap digitale, da scarsi progressi nell'utilizzo dei servizi internet, dalla scarsa penetrazione dei servizi di e-government e dal bassissimo livello di diffusione, qui richiamo la sua attenzione, della cultura digitale. Quanto vale la digitalizzazione dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia? Allora, credo che i numeri che dà Deloitte siano abbastanza coerenti con l'attuale situazione. Tra l'altro si sposano anche con le dichiarazioni del Ministro dell'Economia nell'audizione parlamentare dei scorsi giorni, in cui prevedeva una crescita del 3% del PIL nazionale all'attuazione del Recovery Plan. Sentiamo sempre parlare di questo Recovery Plan. Io preferisco chiamare col nome europeo di Next Generation EU, perché questo non è un piano per recuperare quello che avevamo prima della pandemia, questo è un piano per le future generazioni che ci impone di recuperare i gap che l'Italia sta pagando almeno da 20 anni. Sottolineiamo questa sua precisazione che è tutta proiettata verso il futuro. E deve essere proiettata verso il futuro recuperando quello che non abbiamo fatto negli scorsi 20 anni, perché tutto l'elenco delle situazioni che lei citava prima, ossia scarsa competenza digitale, scarsità delle infrastrutture digitali, e per parlare solo di digitale, se poi andiamo a parlare di ambiente potremmo citarne altri. Non è un fenomeno che è stato causato dalla pandemia, ma è un'inerzia, è un
declassamento di tutta la volontà del Paese che si è svolto, che stiamo vivendo dagli ultimi 20 anni. Un quadro, se la regia ce lo fa vedere, che fotografa proprio la posizione dell'Italia, quello che lei diceva, e ci colloca in quart'ultima posizione. Possiamo vedere, eccola lì, l'Italia proprio in quart'ultima posizione. Questa purtroppo è la fotografia. Fortunatamente sono state intraprese una serie di azioni negli ultimi anni, tipo la cablatura dell'infrastruttura di fibra ottica per la banda ultralarga, che ci ha fatto recuperare diverse posizioni. Il progetto, chiamiamolo Infratel, del Ministero dello Sviluppo Economico, sul quale sono stati investiti svariati miliardi, pur con i soliti ritardi all'italiana, perché anche lì siamo almeno con 3-4 anni di ritardo rispetto ai piani, ma sta incominciando a dare i suoi frutti. Negli ultimi 2 anni siamo il paese che abbiamo connesso più abitazioni a livello europeo a banda ultralarga, quindi qualcosa nello sconforto generale si sta muovendo. C'era Cescutti che voleva aggiungere una cosa? Volevo fare una riflessione in merito proprio alla posizione nostra in termini di diciamo, posizionamento per quanto riguarda il grado di utilizzo delle tecnologie ICT. C'è sicuramente un tema culturale, però c'è anche un tema di, come giustamente il dottor Feregotto stava evidenziando, di tipo infrastrutturale e diversificato all'interno del nostro paese. Però c'è anche un tema dimensionale, cioè le aziende, le nostre aziende tendono a essere piccole e comunque la digitalizzazione richiede proprio un investimento anche in competenze manageriali, tecniche, che spesse volte sono difficili da riuscire a surrogare o creare all'interno di una realtà molto piccola. E proprio questo sarà il tema del prossimo blocco della nostra riflessione: come le piccole e medie imprese possono su questo percorso superare il gap della piccola dimensione. Restate con noi pochi istanti e vedremo esempi concreti di che cosa fare. Recovery Plan, transizione digitale, transizione energetica, sviluppo sostenibile. Vediamo come tutto questo può essere declinato concretamente in un'azienda. Alessandro Gasparetto, presidente della IQT, una società per la quale lavorano 220 fra ingegneri, architetti, periti, una società ad altissima tecnologia. Ingegner Gasparetto, cosa state facendo nel settore dello sviluppo digitale delle infrastrutture? IQT è impegnata attraverso l'unità di business delle telecomunicazioni, è impegnata nell'attuazione del piano strategico della banda ultralarga del Paese e dell'implementazione della rete infrastrutturale per il 5G. Inoltre, IQT è, attraverso le altre unità di business, è impegnata nella digitalizzazione delle infrastrutture le quali è proposta alla progettazione. E praticamente la parola magica del vostro lavoro è sensori. Attraverso i sensori riuscite a monitorare in maniera intelligente, per esempio, un viadotto, un ponte, è corretto? Corretto, sì. Si concorda con il cliente, la tipologia e il carattere del parametro che è necessario andare a monitorare e a registrare il suo comportamento attraverso la sensoristica digitale, appunto la cosiddetta Internet of Things, l'Internet delle cose. Si registrano costantemente i comportamenti per caricare il tutto in una piattaforma digitale che permette una manutenzione cosiddetta predittiva delle infrastrutture. Invece nel settore della transizione energetica cosa state facendo?
Allora, stiamo facendo, è emerso durante la compilazione del piano industriale che grazie all'accompagnamento sapiente dei professionisti della società di consulenza CF Partners, il piano industriale di EQT prevede, oltre all'impegno preciso di progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche l'impegno nella riqualificazione del patrimonio edilizio italiano attraverso la progettazione secondo protocolli internazionali di sostenibilità e di efficientamento energetico. Sono tutte attività perfettamente in linea con le indicazioni del Recovery Plan, ma sono attività declinabili anche per le piccole e medie imprese di un territorio come quello del Friuli Venezia Giulia? Sì, sicuramente, perché dopo tutta la catena del valore alla quale si avvalgono queste grandi industrie, fa riferimento a tutta quella serie di piccole e medie imprese italiane che sono depositarie di un know-how importantissimo e alla quale i grandi player industriali sicuramente faranno affidamento e noi siamo testimoni perché i nostri clienti sono le grandi industrie italiane. In una parola, cosa dovrebbero fare le piccole e medie imprese per massimizzare la possibilità di utilizzare i finanziamenti del Recovery Plan in questi due settori? Bisogna sposare in modo convinto le nuove tendenze, i nuovi principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Adottare i principi della, in inglese sono soliti usare i termini inglesi, la digital transformation, la trasformazione digitale, vederla non come supporto al business, ma come un fattore abilitante del business. Ecco che l'interlocuzione con le grandi industrie italiane assume connotati privilegiati nell'interlocuzione. Ferragotto, la descrizione che ci è stata fatta di QT dimostra come la digitalizzazione non è acquistare un computer da portare nell'ufficio amministrazione di un'azienda. Dice l'amministratore delegato... Questo è il passato. Dice l'amministratore, le PMI devono sposare i nuovi principi della transizione digitale ed energetica. Assolutamente, la digitalizzazione la possiamo, è quasi più un fenomeno culturale che un fenomeno tecnologico. Le tecnologie oggi come oggi esistono sul mercato, la capacità di poter utilizzare queste tecnologie e implementarle correttamente nel processo sia di business sia nel processo che può essere produttivo o comunque di mercato delle aziende, invece sta nella capacità dell'imprenditore e dei collaboratori dell'impresa di poter adottare questi tipi di tecnologie. Oggi c'è la possibilità di avere tutto questo dal mercato, però mancano le persone che siano in grado di utilizzarla. Le persone formate per fare la transizione digitale in maniera ampia sono figure professionali poco reperibili sul mercato. Come Confindustria e come anche Regione, come varie associazioni, abbiamo intrapreso tutta una serie di percorsi per sostenere le aziende e illustrare, fare dei dimostratori tecnologici delle tecnologie abilitanti, in maniera che si possa fare anche una formazione parallela anche degli imprenditori su queste nuove tecnologie abilitanti. Cescutti, questo della formazione è l'unico ostacolo da superare? A me ne viene in mente un altro, per esempio quello della
preparazione, della conoscenza del titolare di una piccola, piccolissima, di una media impresa? Allora, volevo citare anche, vorrei aggiungere un'informazione. L'osservatorio sulla Industria 4.0 del Politecnico di Milano, a fronte appunto del recente report 2019, cita due aspetti interessanti. Uno relativo alla costante crescita del settore, quindi c'è una crescita negli ultimi 5 anni del 26%, nonostante il Covid. C'è stato un rallentamento nell'ultimo anno. Il fatto che le aziende che hanno investito in digitale, nel digitale, quindi nell'indigitalizzazione della propria organizzazione, dei propri processi, ha subito meno la crisi del Covid, cioè è riuscita a essere più resiliente. Quindi la digitalizzazione diciamo, diventa un'opportunità, ma anche una forma di protezione quasi, no? Una forma di resistenza maggiore a delle situazioni di incertezza come quelle che si sono verificate recentemente. Cioè la digitalizzazione non è solo una protezione, è obbligatoria, esatto. Non si può prescindere. L'altro aspetto purtroppo negativo è che la maggior parte del budget speso in Industria 4.0 è in qualche modo speso dalle grandi aziende, quindi effettivamente c'è un gap proprio della capacità, ma probabilmente perché le piccole imprese, che però noi ovviamente non è che critichiamo, cerchiamo di in qualche modo trovare delle forme di supporto, cui magari vorremmo parlarne anche, ma il tema qual è? Che la concentrazione della complessità su pochi soggetti, se non addirittura uno che deve gestire, diventa difficile da realizzare e di conseguenza c'è un'inerzia, c'è una situazione in cui in qualche modo l'azienda tende un po' a subire l'evento. Ecco, quindi ripeto, la crescita dimensionale attraverso il supporto anche, voglio dire, in parte pubblico, perché gli investimenti pubblici possono aiutare, no, a crescere con una crescita dell'economia, dall'altro lato ci possono essere anche delle integrazioni di competenze attraverso anche l'aggregazione di competenze di organizzazioni di società, che può diventare un modo efficiente anche di rispondere, no, alla sollecitazione della crescita della domanda per certi aspetti. Quindi l'integrazione anche può diventare un modo per poter utilizzare questi strumenti tecnologici in maniera più efficiente, con una maggiore anche consapevolezza. Fumei, un'azienda più digitale è anche un'azienda più green sicuramente, penso alla riduzione degli sprechi, ma penso anche alla possibilità, grazie alla digitalizzazione, di avvicinarsi a settori, per esempio quello energetico legato all'idrogeno, assolutamente nuovi e quindi conquistare posizioni di forza sul mercato. Ci sono esempi sul territorio? Sì, ci sono degli esempi, anche se quello citato dell'idrogeno diciamo che è sicuramente uno dei temi dell'efficientamento energetico che proporrà Next Generation EU, il piano di recupero, di resilienza e come si chiama? Rilancio. Di rilancio. Sicuramente tutto il tema del digitale fa parte del tema dell'ESG, no? Della responsabilità sociale, della responsabilità sull'ambiente e naturalmente digitalizzando l'azienda si risparmia sicuramente in termini di ambiente, no? Si fa efficientamento ambientale e poi c'è la questione della governance. Quindi diciamo che il digitale va trasversale un po' su tutti questi elementi. Lei è un consulente finanziario. Qual è la dimensione finanziaria di una scelta ESG? Beh, io la metterei così. Qual è il gap negativo che può esserci nei prossimi anni se non adotti i criteri ESG? Perché lo vediamo già oggi ci sono degli enti certificatori, anche Fitch ad esempio, che è uno dei certificatori, diciamo, della qualità del credito internazionale,
che ha fatto una classifica proprio delle aziende ESG, e vediamo anche che le aziende quotate, e quindi lì vediamo proprio il gap perché esiste una quotazione, fra quelle ESG e quelle non ESG sicuramente esiste un vantaggio da parte delle prime, ma notevolissimo nel tempo, proprio come diciamo, andamento delle performance. Quindi migliori dividendi, capitalizzazione più elevata, progettazione, perché questo è importante, e questo porta in fondo ad ampliare sempre di più il gap fra le aziende che seguono i criteri ESG e quelle che non le seguono. Mi piace questo ribaltamento che lei ha fatto rispetto alla mia domanda. Lei prima, sì. Ferragotto, quali sono gli errori che una piccola media impresa non deve evitare su questa strada della digitalizzazione? L'errore più grave è quello di partire senza il progetto, senza avere le idee chiare di cosa si vuol fare. C'è la famosa frase friulana, facciamo da soli, in questo caso è sbagliato. Facendo Bessoi va bene perché sicuramente le competenze ci sono anche nelle aziende, quindi il progetto può essere fatto anche da soli, però bisogna assolutamente farlo prima di partire, avere chiaro l'impatto che ha sia sulle tecnologie, sia sulla catena produttiva, sia sulla catena di governance, sia sul modello di business. Cioè sono tutte analisi che vanno fatte a priori, altrimenti si corre il rischio di fare degli investimenti che non rientrano e quindi si trasformano in perdite. Cescutti, un errore che le piccole e medie imprese devono evitare? Ma partirei proprio dalle ultime parole del dottor Ferragotto. Forse il limite limite la necessità che hanno le PMI è quella di essere aiutate a fare anche questi progetti, perché il mondo è complesso, perché forse anche comprendere quale può essere la realtà di un'azienda, quindi avere una visione di dove io sarò nei prossimi 5 anni, può essere un esercizio non facile, per cui la difficoltà che possono avere le aziende è quella proprio di riuscire ad costruire degli obiettivi prospettici. Da questo punto di vista condivido il progetto significa anche sapere come posizionarsi, sapere quali prodotti o servizi, come verrà trasformato il nostro modello di business e capire anche come questi strumenti, queste tecnologie possono aiutarci a realizzare questi obiettivi. Quindi la realizzazione di un progetto, di un piano industriale dell'azienda. Di una visione strategica dell'azienda, ed è proprio quello su cui concentreremo l'ultima parte della nostra riflessione fra pochissimi secondi. Transizione energetica, transizione digitale, sviluppo sostenibile. Abbiamo visto quanto è importante una visione strategica dell'azienda. Anche in questo caso abbiamo degli esempi concreti, ascoltiamo. Gaia Vattovani è l'amministratore unico di Strategic Club Solution, una società di consulenza per le piccole e medie imprese. Dottoressa Vattovani, quali sono le opportunità finanziarie per le piccole e medie imprese, per la transizione digitale, per la transizione energetica e per lo sviluppo sostenibile? Beh, in questo contesto storico le nostre aziende sono chiamate ad un salto organizzativo / culturale. Questa importante sfida nel nostro territorio è lanciata soprattutto alle piccole e medie imprese. Questo perché? Perché la piccola e media impresa va a rappresentare quello che è il tessuto industriale su cui poggia grandemente l'economia del Friuli Venezia Giulia. Quindi quali sono le procedure fondamentali di cui le aziende non possono più fare a meno? Beh, sicuramente tutto il mondo legato alla digitalizzazione, tutto il settore energetico dedicato al settore green e poi sicuramente tutto quello che va a riguardare il pianeta del welfare aziendale,
Questa sfida va intrapresa sicuramente in modo organizzato e pianificato, al fine di andare ad ottimizzare quelli che sono gli interventi e portare le nostre piccole e medie imprese fuori dal momento di impasse che si è venuto a creare e renderle più forti e pronte a quelle che saranno le nuove sfide che i mercati andranno a presentare al sistema industriale. Al fine di raggiungere questo obiettivo è fondamentale approcciare con una nuova metodologia che preveda la programmazione proattiva, finalizzata ad una pianificazione strategica attraverso la quale sfruttare al meglio gli interventi dedicati alle imprese a livello regionale, nazionale ed europeo. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia nel breve periodo avremo a disposizione la nuova legge sviluppo imprese, la legge regionale 22 febbraio 2021 numero 3, con le disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia. Ricordiamoci anche che nel medio periodo si aprirà anche il nuovo settennio con tutte le aperture dei bandi finanziati dalla programmazione POR-FESR, oltre a tutta una serie di leggi nazionali che possono essere gestite dal MISE piuttosto che da Invitalia e tutti gli interventi a pioggia che arriveranno dalla Comunità Europea proprio per dare la possibilità alle imprese di rispondere alla fase post-pandemica. In quest'ottica di ottimizzazione dell'organizzazione per essere proattivi sulla scelta di quali siano le migliori misure da adottare per ottimizzare la crescita, nasce la collaborazione con CF Partners che permette di partire dai piani industriali che vengono redatti appunto dalla CF Partners, andando a leggere quelle che sono tutti i fabbisogni prospettici dell'industria per andare a realizzare al meglio gli obiettivi finali. Quindi risulta fondamentale pianificare bene la crescita per andare ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti. Il cuore del suo ragionamento è la necessità di una visione strategica dell'impresa. Confermo, assolutamente sì. A mio avviso la programmazione significa ottimizzazione strategica per la crescita delle nostre imprese. Fumei, visione strategica dell'impresa, quali sono i pilastri di questa visione? Gliele lancio uno, la governance. Beh, la governance fa parte sempre dei criteri ESG, l'ultima G, no? È la responsabilità della governance, nella quale fanno parte anche il welfare aziendale e soprattutto la continuità aziendale e lo sviluppo aziendale. Ora, se noi, ad esempio, se noi pensiamo che le aziende, pochissime aziende sopravvivono oltre la seconda generazione, direi che una delle responsabilità aziendali maggiori è proprio quello di preparare i passaggi generazionali, ad esempio, perché facendo questo non solo si verifica la continuità aziendale e la longevità aziendale, ma probabilmente si riesce anche a fare il punto e a ragionare in maniera strategica sulla crescita dell'azienda stessa. Questo per me è fondamentale. La G significa anche decidere se l'azienda è pronta per affrontare le sfide che possono arrivare dal mercato globale, se l'azienda ha la possibilità di accedere a capitali alternativi al credito bancario. Tutto questo praticamente fa parte proprio di una responsabilità dei governance. Cescutti, su questa strada quali sono gli strumenti del recovery plan, se ce ne sono? Ma diciamo che le declinazioni sulle missioni che abbiamo visto relativi alla
alla digitalizzazione, ma anche alla transizione energetica, a tutti diciamo, gli interventi anche per quanto riguarda la transizione giusta, no? Perché di fatto diciamo, un'economia sostenibile, quindi lo spostamento degli investimenti da una produzione di energia basata sul combustibile fossile rispetto a un diciamo, processo completamente decarbonizzato produce degli effetti anche a livello sociale, e quindi è importante che tutta diciamo, la struttura della nostra economia, anche dal punto di vista governativo, preveda per esempio degli interventi di sostegno per la riqualificazione delle persone. Però io dico che comunque questo percorso è un percorso che tutti gli organi, diciamo, i rappresentanti della nostra società devono fare insieme, perché anche l'azienda piccola ha delle responsabilità da questo punto di vista, nelle scelte che fa nel suo futuro, nell'idea di se stessa nei prossimi anni. E quindi il discorso che è stato fatto anche prima in merito agli strumenti da utilizzare, in realtà questi strumenti sono tanto più, voglio dire, efficaci quanto più le nostre aziende riusciranno a integrare nella loro visione strategica questi criteri di sostenibilità, no? ESG, quindi environmental, diciamo social, quindi anche in qualche modo valorizzazione dell'asset umano, quindi diciamo meno della risorsa umana, che diventa ormai, diciamo, le strutture sono sempre meno verticali e sempre più orizzontali, perché la persona diventa sempre più competente, il lavoro è sempre meno manuale, sempre più intellettuale, ok? Per cui la complessità viene affrontata da team e non da persone. Come si può essere vicino all'imprenditore in questo cammino, in questo sforzo che lei sta descrivendo? Secondo me, e l'abbiamo citato anche prima, sedersi intorno a un tavolo e discutere appunto di quello che sarà l'azienda nei prossimi anni, descrivendo un progetto insieme, diventa sicuramente un modo per portare in evidenza tutti gli aspetti positivi, le opportunità che possono nascere anche internamente all'azienda, perché l'azienda ha una storia, delle competenze, però quali possono essere anche le criticità che possono minare queste opportunità e queste competenze, perché non riusciamo a farle emergere, proprio perché il mondo è cambiato, i paradigmi anche di fare impresa sono cambiati, cioè le aziende sono esposte all'internazionalizzazione oggi in maniera istantanea. Un'azienda nasce già internazionale, una start-up di fatto è già internazionale nel momento stesso in cui si diventa azienda. E quindi voglio dire, il processo è un processo di maturazione di un progetto, di obiettivi, su cui poi dopo questi criteri emergono quasi da soli, mettiamola così, no? Stessa domanda per Ferragotto: come si può essere vicino all'imprenditore che vuole seguire le strade che hanno indicato Fumei, che ha indicato Cescotti? Allora, i modi di essere vicino all'imprenditore sono tanti, perché le problematiche che deve affrontare l'imprenditore sono abbastanza diversificate. Partiamo dalla riorganizzazione aziendale, partiamo dalla creazione e evoluzione dei business model, partiamo dal discorso del posizionamento dell'azienda sul mercato, partiamo anche da affrontare tematiche relative al welfare sociale, tutto quello di cui abbiamo già parlato prima. Allora, in questo caso parlo come Confindustria. Noi come Confindustria abbiamo tantissime iniziative per accompagnare gli imprenditori in questa transizione. Detto che la transizione non è che sia iniziata adesso col recovery plan, la transizione, come dicevo prima, è una cosa, chiamiamola, se vogliamo vederla perpetua, perché il mondo da quando esiste l'industria è sempre stata in evoluzione, tant'è che stiamo parlando della quarta rivoluzione industriale, quindi abbiamo avuto tutte queste transizioni. Noi abbiamo messo a punto tutta una serie di strumenti come formazione, quindi temi verticalizzati non solo sulla tecnologia ma anche sulla creazione dei modelli di business,
sulla gestione e motivazione del personale, sul coinvolgimento soprattutto del personale all'interno dell'azienda. Abbiamo creato addirittura dei programmi, c'è un corso che si chiama Tutte Blu, dove ci sono una serie di operatori che possono essere anche proprio degli operai di aziende più avanzate, che sono quelle che abbiamo individuato come fare durante gli assessment digitali, che fanno formazione direttamente agli operai di imprese che vogliono digitalizzarsi, tanto per far capire che non è una cosa difficile, se viene fatta con la dovuta formazione ci possono arrivare tutti. C'è una grande richiesta di riqualificazione del personale, lì stiamo collaborando anche con tutti gli enti di formazione per gestire il passaggio che ci sarà sicuramente alla fine di questa pandemia, quando ci dovrà necessariamente essere la presa in carico la ricollocazione di un certo numero di operatori, di lavoratori da un'impresa all'altra con mansioni diverse. Stiamo supportando anche l'imprenditore per l'utilizzo degli strumenti finanziari non classici del sistema bancario. Questa è la domanda che volevo fare a Fumei, perché in questa transizione gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati dall'imprenditore, quelli tradizionali li conosciamo, ci parla invece degli strumenti finanziari nuovi, innovativi? Sì, io volevo solo dire al vicepresidente Ferragotto che in effetti molte volte io ho notato questo, che l'imprenditore ha anche bisogno di un confronto diretto proprio con un interlocutore che col quale possa interloquire in maniera diretta senza alcuna vincolo, e per questo, perché tante volte l'imprenditore è solo, diciamo la verità, e tante volte è solo, e magari interloquire con qualcuno può essergli molto utile. Io lo vedo in tante casistiche che abbiamo visto, che abbiamo sperimentato. Ecco, per quanto riguarda gli strumenti alternativi, ce n'è tantissimi, vanno sicuramente conosciuti, perché parliamo anche di dimensioni, no? L'azienda, ci sono strumenti che possono dar bene per aziende di piccolissime dimensioni, strumenti che invece hanno necessità di avere una certa dimensione per poter essere utilizzati. Ad esempio i fondi di private equity può essere uno strumento. Oggi i fondi di private equity non sono più, o meno nella generalità, non sono quelli di una volta dove praticamente c'era una certa aggressività sul capitale aziendale. Oggi ci sono fondi che intervengono anche in minoranza sulle aziende, ma certamente ci vuole una dimensione. Ci sono i prestiti obbligazionari, no? Che possono essere emessi dall'azienda stessa, questa anche con aziende di piccole dimensioni. Ci sono strumenti che sono di tipo istituzionale, che possono, poi sappiamo che c'è Friulia, il Veneto Sviluppo, diciamo qua nella zona del Triveneto, quindi voglio dire, strumenti ce n'è tanti. Come fa l'imprenditore a orientarsi, a scegliere? Ecco, direi che magari certamente deve informarsi, deve chiedere. Io faccio parte della società di consulenza CF Partners, può chiedere anche a noi, insomma possiamo anche orientarlo. Adesso non voglio citare noi, ci sono tanti consulenti per carità, però il discorso è che tante volte ci vuole un confronto, no? per riuscire a capire dove orientarsi. Siamo in chiusura, una domanda secca per una risposta secca, partendo da Cescutti. Secondo lei, Cescutti, le piccole e medie imprese del Friuli sono pronte a raccogliere e magari vincere la sfida dell'Unione Europea sul Recovery Plan e su queste transizioni di cui abbiamo parlato stasera? Sì, sicuramente hanno la forza e anche, voglio dire, i geni per poterlo fare, purché si aprano proprio a confrontarsi, quindi mettere anche in discussione delle modus operandi che le hanno portate avanti finora,
capendo come sarà il futuro sostanzialmente. Ferragotto. Non vorrei ripetermi, ma anche secondo me i geni sicuramente li hanno per accettare la sfida e anche la volontà di lavorare per raccogliere la sfida e migliorarsi e creare tutto quello che c'è da creare per questa sfida. Sì, Fumei, sì. vinceranno le PMI friulane questa sfida? Ma indubbiamente sì, perché abbiamo imprenditori di qualità, forse diciamo che si sono anche aperti, perché ho visto tante acquisizioni negli ultimi tempi di aziende anche di una certa dimensione, indubbiamente quella è anche una strada, magari è una strada che si verifica perché non c'è il passaggio generazionale, può essere, ma voglio dire, ci sono tanti elementi che possono risolvere certe volte quello che sembra un vicolo cieco, no? Ecco, e poi con l'avvento del Next Generation EU, secondo me, bisogna proprio mettersi lì al tavolo e capire come si può fare per essere all'interno della corrente, diciamo, di contributi o di denaro che arriverà da quella parte. Grazie a Cescutti, grazie a Ferragotto, grazie a Fumei, ma in conclusione tocca a me rompere l'unanimità sulla risposta alla sfida. Secondo me gli imprenditori friulani possono farcela, sicuramente ce la faranno, ma ci sono alcune condizioni che devono rispettare. La prima delle quali è continuare il processo di innovazione che li hanno resi competitivi non solo nel nostro paese, ma sullo scenario globale. E oggi questo processo di innovazione passa proprio attraverso quelle 3 transizioni che abbiamo cercato di analizzare stasera. Grazie di nuovo ai nostri ospiti. Grazie. E alla prossima Buonasera puntata. a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Oro Caffè.